questa adunata, ma lo dirò anche le prossime adunate, andranno su questo solco, sulla necessità assoluta, oggi più che mai, di cogliere questo momento, di insistere con chi ci governa perché al di là delle parole si passi ai fatti, si coinvolgano concretamente e veramente i giovani, si dia loro la possibilità di capire per poter poi scegliere, però devono prima di tutto poter capire, ma far capire non solo quello che oggi si continua a propagandare, si continua sempre a sentire di parlare di diritti da parte di tutti e per carità sono belle cose, però bisogna far capire a tutti che prima di quei diritti ci vogliono i doveri. Il collegamento tra gli alpini di ieri e gli alpini di oggi? Sì, un collegamento che non è mai mancato, ma direi che negli ultimi anni è sempre stato più forte, c'è sempre un grandissimo spirito di collaborazione, una grandissima volontà realizzatrice in tutti i campi, che sia nel campo del sociale, che sia come qui nell'ambito della cittadella, in cui grazie anche alla disponibilità dell'associazione stiamo lanciando una raccolta di fondi che sarà gestita poi dall'associazione in uno delle migliaia di quei progetti che continua a perseguire. Quindi due facce della stessa medaglia, ma chi porta l'uniforme perché è ancora in servizio, chi porta il cappello alpino perché l'ha fatto, ma sicuramente una grandissima e una bellissima realtà. Perché io credo che chi sceglie di fare un certo tipo di vita e di indossare l'uniforme è legato a quei valori, a quella maturità, a quella volontà di partecipare alla vita del paese, di essere utile nella vita del paese. Il Veneto è qualcosa di importante per gli alpini. Noi siamo onorati di ospitare gli alpini, del resto oggi qui andiamo a sublimare, o meglio sarà l'apoteosi dell'alpinità, 90esima adunata, terza adunata per Treviso, 1967, 1994 e 2017, 500.000 persone annunciate e direi che sarà una grande festa. Un grande impegno di una grande regione e ricordiamo che il Veneto fa parte della storia italiana. Assolutamente sì, abbiamo voluto con forza questa adunata, il merito va a tutti gli alpini e a tutti coloro che ci hanno creduto, un movimento di volontariato pauroso e dimostreremo di riuscire a cogliere per bene i 500.000 cittadini che arriveranno qui in questi 3 giorni e direi che penso che i presupposti all'inizio ci fanno solo che ben sperare.